La ditta Pro Studios dei fratelli Christian e Pierpaolo Vassallo festeggia i suoi 20 anni d'attività con amici e colleghi, ma soprattutto tantissimi musicisti. Una realtà nata prima come studio di registrazione audio, poi service audio e luci, ora azienda dell'intrattenimento che si occupa a 360 gradi del settore. Torniamo nel luogo del delitto, questo è il primo posto dove ho lavorato, dove è nata la Pro Studios e quindi ci è venuto di festeggiare questo compleanno doppio qui per ricordare con amici vecchi e di sempre tutto quello che è successo in questi 20 anni. Questo lavoro, il bello è che mi permette di conoscere un sacco di gente interessante. Cioè tutte le volte che non andavano a scuola. Questa è una bella occasione per stare con gli amici. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come hai conosciuto Christian? L'ho conosciuto quando aveva 5 anni e faceva il portiere, giocava a calcio ed era anche bravo. Praticamente quando lo tiravano in porta lui si girava e prendevano sempre o il palo o lui. Caro Christian, noi di avventure musicali ne abbiamo fatte tante. Diciamo che quando tu hai iniziato a fare amplificazione, io ho iniziato a fare studio di registrazione, quindi a parte abbiamo frequentato le scuole insieme al liceo scientifico, quindi oltre ad essere per me un fratello, sei un grandissimo amico e ti auguro tanta merda, perché in questo campo ci vuole tanta merda. Ha avuto sempre il pallino della musica fin da piccolo, è stato sempre geniale. Ma non perché lo sto dicendo perché ho la telecamera davanti, assolutamente. Auguri per questi primi 20 anni e per i prossimi 20 anni. Tanti auguri, è un ottimo traguardo arrivare ai 20 anni di attività, siamo cresciuti insieme, mi hai visto crescere e spero ci saranno altri di questi giorni. Una critica, un difetto? Sul lavoro è un poco troppo pignoletto, diciamo, dai. Non ha trovato gli spazi che merita, però è riuscito ad andare avanti per come si merita. Ci conosciamo da sempre. L'ho visto nascere. Con Christian e Pierpaolo i ricordi sono tanti e vanno indietro diversi anni, sempre belli i ricordi. Diciamola tutta, io, Peppe Sciortino, Francesco Buzzurro, Giovanni Buzzurro, Lello e Nino Casesa e la buonanima di Simone siamo stati i primi clienti di Christian Vassallo. Avevamo un gruppo che si chiamavano i Sileni del Mediterraneo e siamo stati, non so se i primi, ma tra i primissimi clienti di Christian. Un grande amico, un amico che dà sempre il cuore per tutti noi e che fa tanto per la cultura, la musica e tutto quello che concerne il territorio agrigentino. Christian ormai è un'istituzione, persona competente, qualificata, affidabile e col tempo siamo diventati amici e siamo quasi compaesani. Che ci possiamo dire? È mio fratello, quindi diciamo che l'ho conosciuto quando è nato. Soprannome da bambino, che è rimasto però fino a quando ha fatto 30 anni, Chicco o Chiccolino. Una grandissima amicizia, storica direi, perché dura fino ad oggi e continua. Abbiamo collaborato in tantissime iniziative, ci siamo aiutati a vicenda e speriamo anche nel futuro. Cicu cicu tu, cicu cicu, sur les montagnes.